Sopralluogo dell'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarina ai cantieri ospedalieri aperti nel Vicentino. Continuano a pieno ritmo i lavori al nuovo ospedale di Arzignano Montecchio Maggiore, temporaneamente in stand-by causa Covid. Il cantiere è ripreso all'inizio di maggio e sono già state completate tutte le opere di scavo e di fondazione. Prendono sempre più forma i livelli -2, dove troveranno posto percorsi tecnologici e logistici. Il -1 per i reparti di radiologia, pronto soccorso, osservazione breve intensiva e parte degli spogliatoi. E poi il primo piano, dove troverà collocazione la breast unit e una parte delle degenze. Ultimato infine il solaio del secondo piano, che vedrà collocati i gruppi operatori e parte delle degenze chirurgiche. Sappiamo che diventa un presidio SPOC importante per tutta questa zona, i lavori stanno continuando cercando appunto di garantire tutti quei servizi da programmazione sanitaria da schede ospedaliere che noi riconfermiamo e ribadiamo. L'obiettivo è completare la struttura ospedaliera come altezza entro la fine dell'anno, mentre per il completamento del primo stralcio se ne parla a fine novembre 2021. Sopralluogo che è continuato l'ospedale di Lonigo, dove i lavori per la completa ristrutturazione del terzo piano erano ripresi a fine aprile. Oltre 5 milioni e mezzo investiti per trasformare il nosocomio in una struttura di riferimento per la riabilitazione cardiologica, ortopedica e neurologica, alla quale fanno riferimento pazienti da tutta la provincia. Sappiamo oggi quanto importante sia garantire a questi pazienti fragili e vulnerabili dei percorsi adatti, ma soprattutto degli ambienti consoni in cui la qualità di vita e l'umanizzazione delle cure diventa fondamentale.